Buongiorno, continuiamo la nostra spaziata in paese di Santa Lucia. Oggi mi parla di alle a Suggiadi, a Madino di Ubaese, con una giovanota originaria di Santa Lucia. Ritroviamo a Lisa Puponi. RCFM e Campa qui. Allora, io non ho cresciuto qui, ma sono di Sant'Andrea, da mia mamma e di Santa Lucia da mio babbo. Allora, ho cresciuto in continente, dopo ho fatto i miei studi e allora sono rientrato in Corsica 2 anni fa, quando ho compiuto. Sono dottoranda all'Università di Corsica in geografia e dopo posso campare un po' in paese, un po' in aiato e mi piaceva andare con la città, con il paese. E con la società là, il comitato, lavoriamo un po' per fare avvenimenti, i vesti, i badi e l'attività culturale in paese. Allora, siamo 10 o 15 giovani di un paese, ti ho spiegato un po', c'è stato un rinnovo di scagni associativi in Alta Rocca, con Livia, con Quenza, con Sera, nei vari parti, Santa Lucia di Talò. Allora, abbiamo pigliato su scagni associativi, per mantenere il bado, per mantenere, diciamo, gli eventi culturali. E c'è stato un aiuto finanziario e materiale dagli enti del paese e mica ogni mese ma in momenti importanti dell'annata facciamo l'attività per tutti, per i cittadini, per i più vecchi, diciamo. E c'è stato un movimento così, un'azione collettiva di organizzare insieme. Dopo i 2 anni, diciamo, c'è stato a poco presi 20 stonti organizzati e abbiamo creato un trail da Pieve da Talà di novembre passato e dopo potremo da mantenere soprattutto la festa di Lolo Nuovo che è stata creata in quel comitato, esiste da poi 30 anni e è una stonda assai importante in Alta Rocca che valorizza soprattutto i prodotti di terra con l'olio. Diciamo che in Santa Lucia c'è sempre stata vita, che ha sempre campato il paese. Siamo una regione con mica aiutato di suoi abitanti, ma c'è come questo problema di l'impiego vicino per far stare la gente, soprattutto i giovani. Allora penso che sarà in busca di anni prossimi, voilà, di creare l'impiego, di far stare i giovani come me. E domani per compiere la nostra spaziata in comune di Santa Lucia, parleremo di gonfradana di l'Alta Rocca, ne parleremo con il sobriore Victor Lucchini. A domani dunque per compiere la nostra spaziata in Santa Lucia.